campionato. Inizia anche al Palaferraris di Casale Monferrato la stagione di Serie A e lo fa con una partita frizzante, come si preannuncia quella tra Bertram Tortona e Vanoli Cremona. Conti di nuovo, attacca fino in fondo per Ebouà contro Kamagaté, che ancora una volta cancella tutto quello che passa nei pressi del ferro tortonese. Severini da 3 punti decisamente più a suo agio, 5-0 Tortona. Che partenza per la Bertram. Così per Severini il consigliato nelle mani di Christian Vital, di forza a realizzare l'11° punto. Vital per Severini e poi Kamagaté, il triangolo perfetto della Bertram. Vital, Severini, Kamagaté. Ancora But vuole andare con la mano destra, oscura la vallata Kamagaté, rimbalzo offensivo di Cremona che tira con Davis, poi Owens. A proposito di punti esclamativi, va a schiacciare volando. But si alza da 3. Che spettacolo di primo periodo, davvero. Pallone per Biliga, ribaltamento per Zerini, Wims in post, gran lavoro di Kyle Wims che poi va a schiacciare, si sblocca la Bertram, 29-27. Lacey ancora sul lato sinistro, vuole il pick and roll con Owens per mandarlo lassù in cielo a schiacciare. Vuole correre Cusi a tutto campo, tiene il palleggio aperto, ancora Tommy Cusi di forza, va ad appoggiare. Corre subito But che azzanna allo scadere il campo perché stava finendo il tempo. Finisce qui il secondo periodo, But va a realizzare il -8. Dobbiamo giocare meglio difesa, in primo quarto secondo me c'era 25 punti e giochiamo meglio in secondo quarto, solo 12 punti in quarto, anche dobbiamo giocare così in terzo quarto, iniziare molto forte in difesa, attacco arriva dopo. Lo scarico per Vital, il tiro è corto, corre Conti, contropiede, Tyson Jones a realizzare, parte male Tortona. Corey Davis, parità a quota 50. Baldasso attacca, questa volta vuole tirare lui con la mano sinistra, va a realizzare prima l'assist per Vital, ora il canestro con la mano sinistra, 5-0 firmato Baldasso. La ricezione di Baldasso che vuole tornare da Vital, alla fine deve andare da Benegri che serve Biliga, lo scadere di 24 secondi, il canestro di Biliga, scade anche il terzo periodo. Eccolo qui, Paul Biliga, 62-59. Vital da 3 punti, adesso ricaccia via Cremona. Zampini fuori dai blocchi, But a segno, prova ad attaccare dal palleggio, dentro Kamagaté, ancora l'aiuto, non basta, la schiacciata di Ismael Kamagaté. E allora si alza in piedi il pubblico del Palaferraris per tributare la standing ovation. Cusi, palleggio, arresto e canestro. Finisce 80-68 per la Bertram che scappa via con un 13-4 di parziale negli ultimi 6 minuti della partita. We couldn't win if we didn't put everything together. Like
We have a hell of practice since the beginning. Like it's only the beginning. Like we just have to keep working, and that's it.